Questa sera abbiamo inaugurato la manifestazione L'olio della Serenissima che proseguirà fino al 13 aprile. È una manifestazione che porta con sé un lavoro importante e duro anche di tanti volontari che hanno fatto di questa manifestazione un progetto del cuore, un progetto che ha creato tante relazioni, tante sinergie, soprattutto a partire da tutti i territori che abbiamo nel banco degustazioni con la Fondazione Italiana Sommelier. Questo banco ha diversi paesi che partecipano: Grecia, Cipro, Turchia, Albania, Grecia, Croazia, Slovenia e Turchia. Tantissimi sono i paesi esteri, ma anche quelli locali, regioni locali che partecipano. È una manifestazione importante anche perché è patrocinata dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che tiene molto, anch'io in qualità di coordinatrice regionale delle Città dell'Olio, teniamo molto a manifestazioni di questo tipo per avvicinare le persone alla cultura dell'olio, fare educazione dell'olio, ma soprattutto anche cercare di avvicinare le nuove generazioni. Come dicevo, la manifestazione proseguirà fino al 13, domani avremo la conferenza, domani sabato 5 avremo la conferenza con CIA Agricoltori sull'olivicoltura nella Marca Trevigiana, e domenica presenteremo il libro dei docenti dell'Università di Padova sulla coltivazione nei colli euganei. Ci sono diversi eventi importanti, anche rievocazioni storiche domenica 13 e mostre come la mostra di Moreno Piccin delle sue sculture o la mostra d'arte vetraria di Sante Pizzol. Diversi sono gli eventi e quindi vi aspettiamo a Cappella Maggiore.